Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, finalmente la mia trasmissione. La trasmissione dove io per l'Umanitaria Padana sono quello che bussa e batte cassa. No, sto scherzando. Però è un momento interessante, un momento importante questo, un momento dove possiamo fare tantissimo per i nostri progetti, tantissimo, e io cerco di raccontarvelo, spiegarvelo e di farvi capire quali sono le grandi possibilità che ognuno di voi ha, il grande, dire grande potere mi sembra brutto, la grande influenza che possiamo avere, la grande conoscenza che possiamo avere verso il CAF che abbiamo di fiducia, verso il commercialista che segue la nostra azienda magari o l'azienda dove lavoriamo. E il 5 per 1000 a noi di fatto non costa nulla, è una parte di fondi che viene calcolata e destinata dove vogliamo noi, quindi ad aiuti su progetti dove vogliamo noi, oppure lo decide qualcun altro per noi, perché quei soldi vengono comunque presi dalle nostre tasse, sono il 5 per 1000 delle nostre tasse che vengono utilizzati per scopi benefici e per fondi o progetti benefici. Mettendo il nostro codice fiscale, mettendo il nostro codice, il nostro nome, questi fondi l'anno prossimo, tra 2 anni, fra 3 anni, ci arriveranno fisicamente, ma già a fine anno, inizio anno prossimo, sappiamo a quanto ammontano. E questa è per la nostra associazione, come per tante altre, ma per come siamo strutturati noi, è è una grandissima possibilità perché ci permette di programmare gli aiuti, ci permette di sapere in quanti lo hanno fatto, in quanti hanno deciso di dare loro 5 per 1000 a Umanitaria Padana e noi possiamo sapere quanti denari arriveranno in associazione, non a noi, ovvio, a noi, ovvio, ma all'associazione. E questo ci permetterà di programmare gli aiuti, permette a noi, e penso a Sara, all'ufficio, alle persone nelle missioni, alle persone anche vicino a casa, non necessariamente lontanissime, ma alle persone che abbiamo deciso di supportare, ovunque esse siano, di, di poter magari completare un progetto, di poter magari fare un altro step di quel progetto, perché ci sono progetti molto grandi che durano anni. Penso alla scolarizzazione. Sembra una cosa assurda. La scolarizzazione in alcuni paesi, delle ragazze magari in alcuni paesi, delle donne in alcuni paesi, che sono bambine, diventano ragazze, diventano donne e grazie a noi magari, anzi senza magari, grazie a noi diventano nel loro paese medici, giornalisti, anche se ultimamente, soprattutto in Italia e in alcuni paesi europei, il settore giornalistico è stato un po', mi verrebbero parole non radiofoniche, ma sono mondi dove ci sono tante persone che vogliono raccontare la verità. E in certi posti si fa molta fatica. Anche da noi, anche da noi si fa fatica a dire la verità. Si fa fatica a volte a dire la verità, soprattutto quando è scomoda a determinati ambienti. E ne sappiamo che in alcuni momenti, in alcuni frangenti siamo stati scomodi. Perché? Perché noi aiutavamo, perché noi aiutiamo, perché noi facciamo esattamente quello che diciamo di voler fare. Un abbraccio particolare, permettetemelo, lo voglio dare a tutti i volontari di questa pazzesca associazione, di questa meravigliosa associazione, per lo spirito, oltre che per i progetti, per
tutto il lavoro già fatto, che parla da solo, per le centinaia di persone, per le migliaia di persone aiutate in questi periodi, ma il grande pensiero mio personale in questo periodo va a Sara, che sta scalando un'altra montagna, e gli auguro veramente in questo momento di prendere un po' fiato, perché c'è tanto per arrivare in vetta, c'è tanto ancora da fare per arrivare in cima. E anch'io sono abbastanza confuso a volte perché sto vivendo anch'io un recupero dovuto a un incidente che ho avuto qualche mese fa, a febbraio, e fortunatamente non si vede quasi nulla esteticamente, fortunatamente, come non si vede quasi nulla se mi si incontra per strada, con me si chiacchiera, io sono quello di prima anche se non lo sono più. E quindi difficile rendersene conto, difficile fare pace con se stessi e andare avanti. Quindi Sara, veramente un abbraccio grande grande. Quando rientro in Italia verremo a trovarti, verremo sicuramente in ufficio, verremo sicuramente a trovarti e stare un po' insieme. Ci scambiamo un po' di energia, e questa fa tanto. E veramente so che tu non ti fermi mai, so che ogni cosa per te è una soluzione, non necessariamente un ostacolo. Il perché poi lo si capisce di determinate cose, anche di determinate scelte, non sempre le tue, per fortuna o purtroppo. Hai una grande pazienza e hai una grande costanza, sai cosa vuoi fare e a volte bisogna soltanto rallentare un attimo, respirare, guardare bene le proprie cose e andare avanti. E questo lo so che sei capace di farlo, sei in grado, sei forte, sei un esempio per tanti, per noi e per tanti che magari nemmeno ti conoscono, come è capitato a me di avere aiuti particolari, inaspettati. Parlo di forza, non sto parlando necessariamente di altro, argomento principale di tanti discorsi di molti, ma in questi mesi a me ho potuto misurare tanto determinate persone, determinate metodologie di aiuto. Ok? Ti vogliamo bene, ti voglio bene, lo sai, e guardiamo avanti. Il perché arriverà. Se non arriverà, avrei fatto altro, sicuramente nel bene e per il bene. Quindi torniamo alla nostra associazione, al nostro 5 per 1000, perché stiamo entrando nel periodo delle dichiarazioni, di tutti gli autocompilati, di tutti i moduli, tutte le modulistiche nei CAF dei commercialisti e una cosa che potete fare è, se avete una stampante, stamparvi dal sito dell'Agenzia delle Entrate il modulo 5 per 1000, ce l'avete anche dentro nelle vostre dichiarazioni, è uno dei fogli delle vostre dichiarazioni non compilato che potete compilare voi o farlo compilare al vostro commercialista o al vostro capo di fiducia. Una cosa in più che vi posso chiedere, che vi vorrei chiedere, su cui riflettere è, molte volte capita che il commercialista, non voglio dire non gliene freghi nulla, ma abbia talmente tanto da fare che quel foglio lì, siccome è, va via. E va via senza compilazione, senza compilamento, ok? E invece è importante dire al proprio commercialista, magari con un foglio precompilato col codice fiscale, che tra poco vi dico, ve lo dico tra poco, dirglielo e dirgli, ragazzi, ma il 5 per 1000, questo studio a chi lo sta consigliando? Ah, noi lo diamo a questa qui piuttosto che a quella là, che sono già magari associazioni che prendono milioni di euro e voi non avete idea di cosa si riesce a fare con
cifre molto più basse portate in determinate situazioni. Cosa ho visto fare io con pochi denari trasformati in, trasformati in moltiplicatori? L'ho detto molte volte, io non ci credevo molto al discorso perché io non sono mai stato molto attaccato al denaro, al valore del denaro. In questo caso invece c'è una moltiplicazione pazzesca che adesso vi aiuto spiegandovi un po' come la penso su questa cosa. Io ero uno di quelli che preferiva spedire un bancale di pompe, per esempio, per un paese che aveva bisogno di pozzi per l'acqua, o macchinari, o attrezzature, torni, macchine da cucire, così. Mi piaceva vedere partire le cose che si toccano, no? Una volta Sara mi ferma e dice, guarda che se diamo 100 dollari o 100 monete, parlo di quei dollari, ma moneta di quel luogo, facciamo arrivare 100 euro, 100 dollari, 100x, ok? E lo diamo alla persona di fiducia del posto. Questo è un altro tassello importantissimo. Noi abbiamo nel mondo, posso dire, partendo dal nostro paese, tante missioni, tanti missionari che sono in tutto il mondo, compresa l'Italia, Italia compresa, persone di fiducia a cui so che quando sappiamo, non so, sappiamo che quando diamo 100 euro, 1000 euro, quello che è per un determinato progetto, il 100% di quei fondi vanno a quel progetto. Non c'è la spartizione sotterranea dei fondi e magari quei 100 euro diventano 10. No, 100 è stato dato, 100 viene usato. Poi in alcuni casi hanno comprato biciclette, penso ai momenti alluvionati, o hanno riparato biciclette per i ragazzi per poterli, penso al Forlivese, le zone alluvionate dell'Emilia o terremotate dell'Emilia quando ci sono stati problemi, la gente non si poteva muovere, le strade non erano agibili, il fango era dappertutto, i sassi erano dappertutto, penso ai terremoti, alle alluvioni, e quindi le biciclette, i motorini, poterli riparare, poter avere i ricambi era il primo modo per muoversi, che voleva dire poter portare il pane agli anziani vicini, che non si fila nessuno, scusate il radiofonico termine, che ogni tanto mi esce. Questo è un altro mio difetto. Ultimamente le parole mi escono dal cervello prima ancora che le ragiono. La verità va fuori dritta, a volte anche cruda com'è. Fa parte del mio nuovo io. Ehm, E questa cosa succedeva e un paragone Sara me lo fece tanti anni fa per una missione che stavamo seguendo in un paese fuori, Centro Africa, mi sembra, in un paese comunque che aveva bisogno della destinazione di questi fondi e io pensavo al portare merce e lei pensò di, guarda che se noi gli mandiamo questi fondi, adesso ci sono i bonifici istantanei, i trasferimenti istantanei, ai tempi ci volevano sempre i 3 giorni, la settimana di manipolazione delle banche perché loro devono sempre guadagnare su questi trasferimenti. Casualmente, quando gli è andato l'obbligo, è diventato tutto istantaneo. E lei mi disse chiaramente, Claudio, se noi mandiamo queste cose là, le do al missionario, il missionario va all'officina, dà i soldi all'officina, l'officina può costruire tutto, ma la moglie di questo, la moglie o la persona che lavora con loro, lui potrà pagare gli stipendi o la settimana, perché molte volte si è pagati settimanalmente, non mensilmente, e quindi alla settimana la può pagare ai suoi operai che possono andare a comprare il pane, a fare la spesa, a comprare l'acqua. E quindi questi soldi si trasformano in bene in un settore che neanche abbiamo pensato noi. Quindi questi 100, un po' come i film di Totò, no? Quando c'era il famoso prestito che si passavano i soldi in 5 minuti, nessuno aveva più il debito, sempre con gli stessi soldi, con le famose 1000 lire gigantesche. Quindi questi soldi girando fanno del bene a 10 volte di più di persone, o 100 volte di più, perché continuano a girare. Quindi tu ridai per un tubo di ferro, il tubo di ferro ha bisogno del legno, quindi quello lì ci compra anche il legno però deve mangiare, l'operaio che usa il legno, quindi quello può andare a fare la spesa all'alimentari, il contadino in quel paese riesce a comprare i semi fanno altro bene, riescono a fare benzina, quindi aiuti un sacco di categorie che neanche hai pensato con un aiuto solo. Bellissimo. E lì mi si è aperto un po' un mondo.
che io non guardavo perché io purtroppo non, adesso ancora meno, il valore del denaro non lo guardo molto. Oggi sto valutando molto e rivalutando molto il valore del tempo. Perché? Perché io per fortuna ce l'ho, però ho potuto vedere cosa vuol dire non averne più, e quindi tanta roba. E questa cosa è importantissima. L'aiuto col 5 per 1000 è importantissimo perché? Perché ci permette di fare queste azioni, di programmare addirittura queste azioni, quindi di dare un ok, di dare prima di tutto la gioia. Pensate a una persona che ci manda, o una un missionario che ci dice: guarda, abbiamo bisogno di questi aiuti in questo luogo, oppure di aiutare delle persone in difficoltà in questo momento. Anche semplicemente, e questo l'ho fatto anch'io tanti anni fa, tanto tempo fa, quando potevo farlo, l'avevo fatto anch'io, ma lo fanno tanti anche, di portare aiuto a persone, magari semplicemente facendo la spesa, un sacchetto della spesa. Quindi non si parla di migliaia di euro a volte per fare un aiuto, si parla magari semplicemente di andare dalla persona a bere un caffè, o ti sta passando davanti casa, penso ai paesini della Brianza, ai paesini delle nostre zone, nel Veneto, in Piemonte. Vedete passare quella persona silenziosa, silenziosa, testa bassa, la vedete passare tutti i giorni, non gli avete mai detto ciao, come stai? Non gli avete mai detto vuoi un caffè? Bicchiere d'acqua? Vuoi fare due chiacchiere? A volte non serve neanche chiedere, basta cominciare. E cominciare con questo aiuto è importantissimo. E tutto parte a volte da semplicemente dire a questa persona: ho ricevuto X dal 5 per 1000, non serve sapere quanto, e del tuo progetto che ci hai mandato l'anno scorso o quest'anno possiamo seguirne un quarto. Quindi sai che appena ci arrivano questi fondi, un quarto di questo progetto lo firmiamo noi come partecipazione. Quindi parteciperemo al tuo progetto, e in 4 step, che possono essere 4 anni o 4 invii, riusciamo a soddisfare la nostra parte, a prenderci la nostra parte di responsabilità. Oh, tanta roba, tanta festa. Diventa poi per le persone che sanno che lo possiamo fare, sanno che abbiamo detto sì. Ovvio che c'è tutto un ragionamento etico, c'è da guardare il bene, c'è da guardare la destinazione, che deve essere sempre il bene dell'uomo, della donna, dei bambini, deve essere sempre legata alle comunità, alle persone, alle famiglie, a fare del bene, non comprare altro per fare altro. Quindi quando si semina il bene, poi il bene diventa grande, contagioso e potente. E noi contiamo sempre, speriamo sempre di essere una parte di quel bene, perché il cuore della nostra associazione, il cuore del simbolo della nostra associazione è il cuore grande che abbiamo, quindi, e che le persone che sono entrate in associazione non riescono più a staccarsi da questo, perché fa parte di loro, quindi va bene. Quindi cosa dobbiamo fare per questo benedetto 5 per 1000? Benedetto proprio, perché per come lo usiamo noi gli diamo veramente un'altra benedizione, perché lo destiniamo al bene, che ha diversi vestiti, che ha diverse lingue, che ha diverse tradizioni, che a volte si trasforma in diverse monete. Perché no? Si trasforma in diverse cose. A volte sono lavori per le donne in un posto, a volte sono scolarizzazioni, a volte sono gli aiuti. Sono sempre in milioni di modi diversi, ma il bene è sempre uguale, la fonte è sempre uguale, il pensiero è sempre lo stesso. Come facciamo a migliorare il rapporto tra le persone, dare la certezza, la tranquillità a queste persone? Una parte di questo.
il grande cuore dell'associazione, quindi il simbolo dell'Umanitaria Padana con il cuore, la croce rosso su sfondo bianco, l'abbiamo visto in tante bandiere, in tante targhe, in tante porte, in tanti camion che sono andati a destinazione con gli aiuti che ci avete aiutato a raccogliere con il vostro 5 per 1000 anche. Quindi adesso io vi sto dando il tempo di temperare la matita, di provare la penna. Magari se avete stampato il modulo 5 per 1000 lo potete già scrivere, no? Umanitaria Padana. E il codice fiscale CF, come Firenze, como Firenze, ok? Il codice fiscale da scrivere su questo modulo del 5 per 1000 e questo vi invito a fare una cosa in più che è fantastica, che non è il vostro e basta, perché uno può anche dire, uff, 5 per 1000 sulle tasse pagate dalla mia pensione, anche lì apriremo un capitolo sul mio pensiero che non è radiofonico, perché pensare che un pensionato debba pagare le tasse sulla propria pensione raccolta dopo aver pagato tasse per 40 anni è una follia. Vabbè, però questo è un mio ragionamento, quello dovrebbe essere esentasse la pensione, punto. Fine della mia discussione personale. Come in qualche paese è così. Si prende il 100%, punto, perché si è già pagata abbastanza durante la vita lavorativa. Quindi la pensione è il momento di riposo, meritato riposo, dopo aver pagato le tasse tutta la vita. Tutta la vita. Il nostro 5 per 1000. Allora, quindi quello che vi dico è, sì, potete pensare che il vostro sia poco, la famosa goccia nel mare, ma è una goccia nel mare. E tante gocce fanno il mare. Quindi è importante tutto quello che possiamo fare. Sì, il nostro 5 per 1000 è fondamentale, fatelo il vostro prima di tutto. Quindi scrivete su questo foglio questo codice fiscale nel riquadro giusto, dove è scritto codice fiscale dell'associazione o dell'ente. Il codice fiscale è 9404 38 00 278. Facile facile. 9404 3800 278. È il codice fiscale dell'associazione. È già il numero che l'associazione ha. Quindi dovete solo... È come se scrivete Umanitaria Padana e gli date anche l'identificativo numerico del codice fiscale. Quindi il fisco sa che questo 5 per 1000 voi lo volete dare a noi. Questa piccola tassa che voi non tirate fuori un euro in più, è già stato calcolato quanto si può prendere dal vostro 5 per 1000. Decidete semplicemente di darlo a noi, decidete voi a chi darlo e questa è una gran cosa, una grande, grande cosa. Oltre a questo passaggio importantissimo che ovviamente su cui vi ringrazio, perché so che qualcuno di voi oggi dirà diamo una soddisfazione all'Ipodio così almeno la smette di chiedere sempre soldi, ma io non chiedo soldi, chiedo soltanto a voi di partecipare al bene che stiamo facendo. I soldi servono, sono una conseguenza e la possibilità di poter fare di più. Col 5 per 1000 non ci costa neanche nulla, è già destinato, quindi è un lavoro che dobbiamo semplicemente, su cui dobbiamo semplicemente dire voglio che vengano dati là. Perfetto, quindi codice fiscale lo sapete, potete andare sul sito umanitariapadana.net, tastino destro in alto rosso, lo cliccate senza paura e si aprono le 5 possibilità per dare un aiuto alla nostra associazione. C'è l'IBAN, ci sono 2 IBAN, c'è il conto corrente postale, si possono fare le donazioni dirette anche ormai con i sistemi nuovi si può fare qualcosa di immediato, anche adesso, pam, si può mandare un piccolo bonifico istantaneo o decidere di fare la mancia settimanale, come io faccio con mia figlia, eh, lo potete fare anche voi, decidete, io non riesco a darti tot tutto in un colpo adesso, però ti posso dare 10 euro a settimana. Fatelo. Una volta si chiamava RID, le azioni automatiche, adesso lo potete fare programmando la vostra carta sul telefono, dice ogni settimana gli metti
5 euro, 10 euro l'associazione, gli arriva. Come destinazione metti il mio nome e cognome, voi sapete cosa farne. Come destinazione, fantastico. Vuol dire dare anche fiducia ai meravigliosi volontari che abbiamo in ufficio e in associazione. Persone incredibili, persone veramente incredibili. Se penso cosa ho combinato positivamente con Amorino e con altri, siamo già in chiusura. Pensate, questa mezz'ora è volata. Posso solo ringraziarvi perché so che farete qualcosa per noi, quindi grazie. Ci sentiamo alla prossima trasmissione. Magari chiamateci qua in diretta e dicici l'ho fatto perché quella missione lì mi interessava molto, magari destinandola a una cosa specifica. Scrivetelo nella causale. Scrivetelo sempre nei bollettini il perché. Voglio aiutare gli alluvionati dell'Emilia, voglio aiutare i terremotati del posto Y, voglio aiutare la missione X in quel posto, voglio partecipare a questo, voglio partecipare al bene. E questa è una grande cosa. Dovrebbero farlo tutti, anche persone che governano. Dovrebbero però non tanto, magari dare 5 per 1000 a noi, ma lavorare con la nostra mentalità sarebbe una cosa meravigliosa. Buon fine settimana a tutti, a presto e grazie per quello che farete col vostro 5 per 1000. Parlate anche col vostro commercialista e il vostro CAF, ditegli quest'anno diamoli qui e ne possiamo monitorare la differenza. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Avete ascoltato